Allo stadio Antonello Raiti va in scena l'11ª giornata del campionato Under 14 regionale siciliano Girone F con una sfida dal sapore decisamente ambizioso. La Ionia Calcio del presidente Peppe Leotta arriva galvanizzata dalla vittoria esterna sul campo della Real Trinacria e punta a confermarsi nei quartieri alti della classifica. Di fronte il Calcio Catania, reduce dal pirotecnico successo per 5-4 contro il Real Biancavilla nell'ultimo turno, segnala di qualità offensiva e carattere. Classifica che parla chiaro: entrambe appaiate a 27 punti, Ionia e Catania occupano a braccetto la seconda posizione alle spalle della Millennium capolista. Percorso fin qui quasi perfetto per entrambe, 9 vittorie e una sola sconfitta in 10 gare, tutti i presupposti per una grande giornata di calcio giovanile. La prima occasione di marca locale al 13° con l'ottima uscita a palla al piede dalle retrovie a scatenare la velocità di Locastro, che penetra in area di rigore ma non riesce a dar forza al suo cross. Risposta dei rossazzurri al 20° con il destro da piazzato di La Rosa respinto da Valastro, poi ancora il numero 19 rossazzurra per venire sul pallone, prova il destro in drop largo. Al 21° azione insistita del Catania, dagli sviluppi una rimessa laterale con la sfera che giunge al limite per il destro, sul quale si impegna in bello stile Valastro. Al 22° splendida azione, tutta palla a terra dei rossazzurri che partono addirittura al proprio estremo difensore per andare ad attaccare l'area avversaria. La Rosa defilato prova a battere a rete, ma è ancora prodigioso Valastro ad allungare in corner. Risposta dei locali che arriva al 25° con la pressione alta che porta Garofalo al destro da posizione defilata, diagonale potente ma non preciso. Ancora sugli scudi Garofalo per la Ionia che va via 2 avversari prima di esplodere il destro dal limite alto di una spanna. Momento positivo dei locali, ancora al tiro con Catanzaro che scalda i guantoni e l'estremo difensore rossazzurro. Sul finire di frazione da piazzato la Ionia scaglia un ordigno diretto all'incrocio dei pali disinnescato da Grasso. 5 minuti e rientro in campo delle formazioni della ripresa e Zappalà con una traiettoria velenosissima da piazzato a sfiorare il vantaggio. Inizia girando i cambi con Vecchio che prende il posto di Locastro e Torre quello di Strano. Al 47° ancora Zappalà da piazzato traccia una parabola insidiosissima sul quale arriva Vecchio che a pochi passi alla porta manda al lato. Al 48° slide indoor della sfida con il pallone verticale per Russo anticipato da Marcenco, ma arriva una cervellotica chiamata del direttore di gara che assegna la massima punizione. Sembra infatti il numero 7 rossazzurro a stendere il 5 giallo-verde e lui stesso a siglare il gol del vantaggio con un destro centrale agli 11 metri. Catania che all'immediata occasione il raddoppio con Scuderi che scappa via in campo aperto, presentandosi a tu per tu con Valastro ma calciando malamente addosso all'estremo difensore locale. Difesa altissima della Ionia Calcio che concede il fianco alle ripartenze rossazzurre. Ancora Scuderi parte in netta posizione di offside, salta Valastro calciando in porta trovando l'intervento di Marcenco dentro la linea di porta, ma lascia clamorosamente proseguire il direttore di gara. Errori su errori, ci dispiace sottolinearlo, il nostro replay è impietoso. Al 55° dentro anche Cosenza per Zappalà, 2 minuti più tardi corner da destra di Vecchio per il terzo tempo di Marcenco che da pochi passi incorna al lato. All'ora di gioco ancora un episodio controverso con lo scontro fortuito tra Torre e Grasso. Il direttore di gara in totale confusione indica il dischetto dagli 11 metri. Magdalena si lascia ipnotizzare da Grasso, si resta sullo 0-1. Catania in ripartenza che potrebbe chiuderla, Scuderi lancia Pappalardo che prova il lob, Valastro in arretramento si salva in qualche modo. A 5 dal termine, apertura parabolica per Catanzaro che rientra sul mancino, prova il tiro ma Grasso è attento e si accartoccia sul pallone. Partita incredibile all'Antonello Raiti di Piedimonte, Pappalardo da piazzato trova l'intervento di Valastro a mandare in corner. Triplo cambio nel finale con Lisa che prende il posto di Catanzaro, fuori anche Narcisi e Lopresti per Bonaventura e Di Vincenzo ci prova con la forza della disperazione. La Ionia nel finale avrebbe anche la chance di pareggiare ma viene contratto il tentativo, segue solo il triplice fischio, esplode la gioia tra le fila rossazzurre. È stata comunque una grande partita all'Antonello Raiti di Piedimonte. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Giorni interi, Catania 1, ma insomma, queste sono 2 squadre.